Sesta corsa dall'Arcoveggio, confronto per soggetti di categoria ED sul miglio in 8 dietro l'autostart, 1 Anouk Grad, 2 Alfred, 3 Chopin Griff, 4 Achille Caff, 5 Bip Bip MTT, 6 Corallo Pisano, seconda linea 7 Davide, 8 Axel degli Ulivi. Favori per Corallo Pisano, numero 6 Carlo Udorovic in sediolo, Davide e Axel degli Ulivi le alternative principali, macchina che accelera e stacca con la velocità iniziale di Achille Caff e di Bip Bip MTT che lottano per il comando. I due seguiti da Alfred, poi c'è Corallo Pisano. Ha preso il comando Achille Caff e guida a buon ritmo, completi 200 iniziali in 14,1. Tende a prendersela un po' quando fa partenza tutta Achille Caff e ora continua a guidare a gran ritmo e completa il primo quarto di gara in 28,3. Seconda posizione in corda per Chopin Griff, la terza per Anouk Grad, mentre viene in terza ruota Corallo Pisano, ma deve superare Bip Bip MTT che non ha alcuna intenzione di lasciarlo sfilare per il momento. 600 in 42,9 con Chopin Griff che sta facendo veramente un'andatura infernale. Ora Corallo Pisano riesce parzialmente a sopravanzare Bip Bip MTT che è sempre al lato di Chopin Griff, mentre Achille Caff è sempre leader. Tanto 1:11,7 il passaggio ai 1000 metri. Soltanto a questo punto Corallo Pisano riesce a sopravanzare l'opposizione di Bip Bip MTT e siamo a poco più di 450 dalla conclusione. Avanza anche Alfred insieme a Corallo Pisano che ora liquida Achille Caff. Siamo sulla curva conclusiva. Anche Davide si fa luce mentre Alfred sta sopravanzando Corallo Pisano. Alfred in vantaggio, Davide cerca di intervenire perché Corallo Pisano sembra battuto da Alfred, ci prova Davide all'interno, ma Alfred intanto ha ancora un buon vantaggio e nel finale Alfred e Roberto Biagini vengono a vincere per il secondo. Sul palo probabilmente Davide regola Corallo Pisano. 1:12,3 il ragguaglio conclusivo con 29 secco a chiudere. È andato via tutta il leader Achille Caff, ma dopo poco più di un chilometro è scomparso. Andiamo a rivedere l'arrivo con Alfred che ha le migliori battute e sul palo prevale nettamente su Davide che corre bene all'interno, precede Corallo Pisano, sfortunato che se l'è sorbita tutta scoperta all'esterno, parte del percorso anche in terza ruota, ma il successo per Alfred è comunque meritato. Roberto Biagini in salti e al training per conto del signor Massimo Maltagliati.